Prosegue la campagna di sensibilizzazione contro le truffe promossa dai carabinieri della Compagnia di Chioggia, con 2 incontri rivolti alla cittadinanza per informare e proteggere soprattutto le fasce più vulnerabili. Il primo appuntamento si è tenuto a Chioggia a metà marzo, presso l'Oratorio dei Salesiani, con 80 partecipanti e il supporto organizzativo di Assoarma. Il secondo si è svolto invece il 23 aprile a Stra, presso il centro civico, ed è stato promosso dalla Proloco. Ha visto la partecipazione di una cinquantina di persone, con l'intervento della presidente di Adiconsum Veneto, Jacqueline Temporin. Entrambi gli incontri sono stati guidati dal maggiore Martina Perazzolo, che ha illustrato le tecniche più comuni usate dai truffatori, dal falso avvocato ai finti tecnici del gas, fino alle truffe sentimentali e alla famigerata tecnica dell'abbraccio. I carabinieri hanno sottolineato quanto sia fondamentale contattare subito il 112 anche in caso di tentata truffa. Sporgere denuncia senza vergogna per aiutare le forze dell'ordine a fermare i malviventi e prevenire nuovi episodi. La campagna proseguirà nei prossimi mesi coinvolgendo parrocchie e centri per anziani, veri punti di riferimento per una rete di prevenzione e sicurezza partecipata. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco.